All'era una volta un gran flum. Al veniva giù dalle montagne e si arrivava fino al mare. È un flum. Nel grande blu. Sì, E da grandi, Sì, ma grandi, tanti pesi, drenti, ma biel. Sì, hai capito? Ma dov'eri? Sì, Il flum. Juan, Come? basta domandare, no? Il flum all'era... Chi? Ah, fosse infante casa di chi? Sì, era grande, sì. andava dalle montagne fino al mare, era blu, Già detto. E insomma, sulle rive dal flum erano stati due contadini, uno di che bande ca sulla riva dritta. E l'altro di che bande ca? Sulla riva Ciampe. Là, Oh, i contadini lavoravano tutto il dia, tutto il dì. Erano anche un po', erano un po' invidiosi l'un di che l'altri. Che l'altri da lui. Ah! Ehi, c'è spac! E di lavorare. Allora lavoro. Si stracche. Ci sudate. Ci vuole scanare. Ui. Oh, io sono sicuro che se fosse stati che bande là, non fosse smigo tutte che fa die ca, Ma sentite che io. Io invece, io sono arci iper mega super sicuro che se fossi io a stati che bande là, la vita per me sarebbe un nevore più semplice. Oh, andiamo! E io di lavorare. Oh! Oh! Ma tu li piori? No, sono i baci. Scusa. Chiale ca! Cioè, I sorelli! Cale tutti che bande cai a schialde al faslu, duzza sul mio paese, invece di là sei a scure al freddo. Pie. C'è stato c'è chi ti dici? Dimmi. È bene. E certo, sì, c'è molta schialduce. Sì, a buon'ora però. C'è molta buonore però. Dal dopo di misdì invece il sorelli alle al sulla me bande e al fa sombrare della top. Imbro. Farabutto. Imbro. Farabutto. Imbro. Imbro. No, ma sai che le robe veramente le robe. Va. Sì, naturalmente. A Barufavin non dome i contadini, ma anche le loro feminis. Le feminis? Sì. A Barofavi? Sì. Naturalmente. La bella lavanderina che le lava i fazzoletti per i poveretti della città. Fai un salto. Oh, senti po', fanne un altro. Fai la giravolta. Fanne un'altra volta. Guarda in su. Oh, guarda in giù. Dai un bacio a chi vuoi tu. C'è robi sti tisi, oh. Santo che tu sei proprio le brutte. Ma ci si permetti che chi? Bellista. E tu invece tu sei proprio una razza di... Manca i volevo. Ma sì che chi? Cielo, vado a chiamare mio marito. Antipatico. No, ma le robe impossibili. Non la sopporti. Non la sopporti poi. Allora, è ora di finire, facciamo gli occhi, io te Soi parca. è bene di cadere un flu. Eh. Ti dicevi che io Dai, senti. Idea. Con tu? Sì. Impossibile. Impossibile, chiale chi c'è via le idee, chiale. Ecco. No,
Clap no. È il clap sì. No, clap no. È il clap sì. No, clap no. È clap 1. No, non i voi class. È clap 2. Faccio male class. È clap 3. Hai tirato il clap. Venga, sta, venga, sta. Oh, ma se tu manchi sono i bel clap. Chiale. Clap. No, ma non è un clap quello lì? È un piede. Grosse No, anche. ma che lì mi copre. E un. No. E due. No. E tre. Chiappe che chimo. Manco un mal che il flum all'era l'arc e duccio i claps a colavi in talaghe. Splash! Per fortuna. Insomma, per fare curte, Dimmi. chi su contadins, a baruffavi in duccio i dis. Sì, si inventavi una scusa nuove per baruffare ogni dis. Se la inventavi? Perché per loro era più facile busina che ascoltare. Più facile bucina. Dome quanche il soreri alla real dal Cile scaldave sia di qua che di là e al faceva ma se ti alt anche parti a pada di i contadini se li loro meis allavin al fres dagli arbui a dormire. Sì, e intanto che i genitori a riposare in sopra i lanes, i frus discudon, allavin fin in riva al flum e lì si sentavi e si chiamavi. I frus. Sì, senza farsi sentire gli odi. Ciao! Ciao. Ciao! Ciao. Ecco, ogni volta la solita storia. A Giuadi che bande chi dal flum? Di Bessol. Sì, la fa bene lui. E io invece che sono di che manda chi di Bessol, ogni dì a Giulia di Bessol. E ciao dite io. Oh! Eh. E se provassi a... Sgriciano. No, Sgriciano. no, Schivà. a nodà, Ah. come una trutta salmonade, fin di là. Fin di là? Sì. Prove. Provi, Prove. Aspetta che si inflaguta prima, C'era ute. Sì, aspetta un momento, aspetta. Oh dai. Aspetta, In mai fredde, oh, è tan fredde. No, il mio non Non si posso. Oh! E se io invece provassi a... C'è. Voilà! Come un Sisile, fin di là! Ah! Sì. Non so il buon voilà. Magari si potesse suolà come una sisile. Un dì però, il sorelli alla pensare di fare un regalo che i due fantacinzi. Era attaccata a stialdà, così tanto, ma così tanto che l'aghe. Dal flume attaccata a sbassarsi, a suarsi, a sparire. E per la prima volta il flume arresta d'uzzut pardut. E attaccarina io che si cae là, dai clash gross. Già, le trops. Bien, Oh, aspetta che provi una roba, Prove. Sta attento che provi una roba. Se tu la provi tu, sta attento tu. Aspetta, e uno, e due, e tre. Occhio! Tu bene? Sì, benissimo. Li provi anch'io! Ma hai paura? Dai, prove. Oh. Hai tante paure! No, dai, su un po'. Picciucca. Allora, io qui, E io qua. allora io là, E io qui. e là. Mandi! E così, saltando un clappa che l'altri, i due fantaccini si chiatarono su un repiere enorme dal mies del flu. Sì, e per prima roba è attaccata, a sudà. Sì, a balà, a giua, a inventare, ma soprattutto A contare. Stories. sì, stories dalla riva drette, E stories dalla riva Ciampe. bellissimi, sì. Oh, e ogni dì, a misdì. Blanc, caduarmi, Appunto, a misdì, anche i genitori a dormivi, loro assicciatavano también dal flu. ti squindò, E secondavi le storie. bellissimi, E alla sera, caduarmi, appunto sì, alla sera,
andavi a chiesa, Che facevi? studiavi la televisione e raccontavi le storie che avevi imparato. Cioè che di là contavi le storie che di là e le storie di là le contavi a che di qua. Viceversa. E viceversa. E i genitori si stupivano nel video che i loro figli conoscevano tutte queste storie di che altra libe. Si meravigliavano. Ah. Sì, però un dì, finita l'estate, attaccata a plovi. Ma plovi, magone, temporali. E il flume è attaccato in plasi. E l'Aghe è tornata con Viergi tutti i clash. Ma così Frus non poteva impicciatarsi tornare dal flu. No. E quindi non poteva contarsi le storie. No. E quindi alla sera non avevi più le storie di contare. No. E è stato in quel momento che i genitori hanno scoperto che era stato il segreto di misdì dai loro figli. Gambe case. No. Sì. E è stato in quel momento che i genitori hanno attaccato a rifletti. Ah! 1, 2, 3. No, fletti, rifletti. Sì! Ma sì, boh! Certo, ma ci vuole fatelo pensare prima. Ma E così, i genitori hanno avuto un'idea bellissima. stupendo. Oh, hanno detto di costruire un punto. Un punto fatto con i calci dal flume, e costruito grazie agli autori di tutti i frutti. Cioè, Sì, un punto meraviglioso. Fatto ad arc, come l'arc di San Marco, l'arcobaleno. che dopo i temporali al spunte dal cielo, in mezzo dal sole. E così di quel dì, i contadini e le loro famiglie potevano là di una banda che altre tanca volevi e contarsi tutte le storie che sapevi. E così di quel dì hanno fermato di businà e hanno attaccato a ascoltare. Mandi Frus!